cugine nere nere, tutte attorno al fogolar. E penappe urle la guerra, con la voce di un chiampaiar. Tutti attenti, squiet si ascolta, nestra nonne che filant. E non sconta che una volta c'è di dulane quant. Era un re che vecchio e gris, con la barbellun di un braccio, al clamato un gei si fis, e un dice sentit frutaz. Cari amiche e cari amici, a tutti il più cordiale saluto, sempre con il ringraziamento per essere di nuovo assieme alla nostra trasmissione questa sera e sempre con la consueta speranza di trovarvi in serenità e in salute. Questa sera parleremo di una iniziativa culturale, ma anche musicale, organizzata per ricordare un uomo, un carnico, che con la sua semplicità, con la sua modestia, unite però queste qualità a un estro musicale molto profondo, ha saputo interpretare l'animo, il sentimento, i valori della Carnia. E questa sera parliamo di Amato Matiz, conosciuto ovunque in Carnia, ma direi in tutto il mondo con il soprannome di Pacai. In studio con me questa sera ho un po' di gente e inizio subito le presentazioni. Inizio subito dalla signora Matiz, per passare poi a Sereno Puntel, a Fumi Domenico e quindi a Moro Cutti, chitarrista del complesso Pacai. Prima di entrare nel vivo dell'argomento che abbiamo in programma questa sera, vorrei intanto ringraziare gli ospiti che sono presenti, ma vorrei anche dire due parole sul Circolo Culturale e Ricreativo di Cleulis, due parole anche se so che Sereno non è molto d'accordo su quello che andrò a dire. Non è molto d'accordo perché rifugge dalla pubblicità, ma io voglio elogiare questa associazione di Cleulis per l'impegno e la volontà e la capacità con cui sta lavorando. Fare volontariato nei vari campi sociali è facile quando si è in tanti, quando si è in molti. Farlo nei paesi piccoli come a Cleulis o altri paesi simili, che in Carnia ce ne sono molti di uguali, diventa sempre più difficile, diventa sempre più impegnativo. Richiede una grande volontà, una grande disponibilità perché non ci sono ricambi. Queste cose le ho volute dire per rendere un po' merito a chi continua a lavorare, sempre, continuamente, anche quando ti viene voglia di molare, anche quando ti viene voglia di mandare tutto all'aria. E questo impegno è un segno tangibile, io direi, di attaccamento, di amore verso il proprio paese. Questo è anche un segno di vitalità però che il paese ha, vitalità che dimostra nel campo dell'arte, nel campo della cultura, e beh, in questo Cleulis io penso che sia ben rappresentato. Parecchi ospiti ho portato qui da Cleulis, sia nel campo della scultura, nel campo della poesia, senza fare nomi, e quindi sono ben conosciuti da tutti. Complimenti e un bravo di tutto cuore con un grazie e un invito a continuare, a Sereno, a Domenico, a tutti
i componenti del circolo culturale di Cleulis. E adesso io direi che possiamo anche andare a cominciare. Prima di dare la parola agli ospiti, diciamo che sabato e domenica 29 e 30 giugno il Circolo Culturale organizza a Cleulis presso il centro studi, quindi interamente al coperto, organizza una manifestazione per ricordare Pacai. E vediamo anche subito il programma. Ve lo voglio leggere secondo la locandina che è diramata poi dal Circolo Culturale. Alle ore 20 di sabato 29 giugno, apertura della mostra antologica Ricordando Pacai. In immediata successione ci sarà la presentazione del libro Matiz Amato Pacai, un uomo con la sua armonica, edito dal Circolo Culturale e Ricreativo di Cleulis a cura di Celestino Vezzi. E quindi la serata proseguirà con la musica e la partecipazione di noti fisarmonicisti friulani con la presenza del cantautore Gigi Maieron e sarà presentata da Dario Zampa. Domenica 30 giugno alle ore 12 ci sarà la Santa Messa in commemorazione di Amato Matiz e alle 14 ci sarà una rassegna folcloristica con la partecipazione di gruppi carnici e friulani. Presenterà Enzo Driussi. Il programma è molto ambizioso ed è anche molto valido. Ora andiamo a presentare allora i rappresentanti del Circolo Culturale e comincerei a fare alcune domande a Sereno. Sereno, che cosa ti ha convinto e che cosa vi ha convinto nel Circolo Culturale a organizzare questa manifestazione? Quali gli scopi? Hai incontrato difficoltà? Chi ha curato in particolare il programma e la mostra antologica di Pacai? Beh, noi abbiamo ricevuto l'invito dei restanti del trio Pacai a fare questa festa volentieri, perché è una cosa dovuta, diciamo, a uno del paese che si è fatto conoscere tutto il mondo, si può dire, no? È stata curata, diciamo, dallo staff del circolo con la signora Iosette e con Paolo Moracuti e il Celestino Vezzi, tutti insieme, insomma. Non è che si possa dire uno fa di più, uno fa di meno, cerca di fare insieme. Certamente. Allora, domenica, la parola a Domenico. Che cosa, secondo te, Domenico, ha rappresentato Pacai per Cleulis, ma anche per l'Alto But, ma anche per la Carnia, ma anche per il Friuli? Ma innanzitutto ringrazio Telealto But che ci ha dato l'opportunità così di portare nelle case ancora una volta ricordare meglio la figura del nostro compaesano e rimpianto Pacai. Io ho un ricordo molto bello di questo personaggio, perché sicuramente ci ha insegnato tante cose a noi giovani. Noi l'abbiamo conosciuto nel suo ambiente, che era un tipico bar di montagna dove la domenica pomeriggio ci trovavamo assieme per scambiarci alcuni dei nostri problemi che tutti i giovani hanno, ma sicuramente anche per stare in allegra compagnia. E devo dire che, senza cadere in retorica, che purtroppo
quello che stiamo assistendo in montagna oggi, cioè la chiusura di tanti bar, è la conseguenza logica di un depauperamento della montagna. Pacai con il suo bar, con il suo ambiente, ci ha insegnato molte cose che vivendo in un piccolo paese la domenica era festa, ogni domenica pomeriggio era festa. Ecco, io sotto questo profilo senza ombra di smentita posso dire che Pacai ha insegnato a noi giovani che nella semplicità si può vivere allegramente, senza pretendere poi tante cose. Oggi, la gioventù di oggi secondo me ha troppe cose e avendo troppe cose certamente non si riesce a dare quel significato tangibile che è dato dalla, così, tra virgolette, dal dover conquistare una cosa. Ecco, noi giovani di Cleulis abbiamo saputo vivere con Pacai questi momenti felici la domenica pomeriggio, stando assieme, ricordando il suo fare con l'armonica e non solo, direi, come diceva lei giustamente prima, non solo per Cleulis ma per tutta la vallata del But, e non solo, ricordo che veniva tanta gente anche dal Friuli, da Udine, eccetera, eccetera. Quindi sotto questo profilo, ripeto, Pacai ha insegnato a vivere semplicemente ma col sorriso in bocca. Ecco Domenico, qua mi inviti un po' a nozze, una domanda anche fuori programma. Ha dato una ricetta per stare insieme. Oggigiorno uno dei mali della società, uno dei mali che stiamo vivendo è l'isolazionismo. Praticamente ognuno di noi vive per conto suo, vive pensando a se stesso, curando anche giustamente i propri interessi e tutto quello che lo circonda, però questo ci porta anche a dimenticarsi degli altri. Questa ricetta di allegria, questa ricetta di semplicità, questo mettersi assieme per aggregare, Pacai lo ha dimostrato. Pensi che questo, a distanza di qualche anno, possa ancora continuare questo discorso? Ma secondo me sì, si tratta solo di far capire ai giovani d'oggi che tutto sommato le corse in auto, il volume alto non è che siano la soluzione ai problemi reali. Sappiamo che oggigiorno la vita per i nostri giovani sicuramente è dura, il posto di lavoro sappiamo che è scarso, ma secondo me è con le piccole cose, con la genuinità delle cose e col stare assieme che si possono risolvere. Forse mettendosi assieme forse troviamo le soluzioni più giuste, forse ritroviamo i valori più logici, quelli più reali. Sì, perché il trovarsi assieme come ci trovavamo noi, dico delle banalità, però il fatto di recarsi al cinema a piedi a Paluzza e fare ritorno sul Moscardo a notte fondo ci insegnava comunque a vivere e a stare assieme. Ci confrontavamo, dicevamo tranquillamente i nostri problemi aiutandoci. Cioè i problemi devono essere risolti risolvendoli, non certamente cercando di evitarli con altri mezzi. Ecco. Senti, ho esposto il programma di sabato e domenica. Che cosa vuoi dire a chi ci sta seguendo da casa per convincerli a intervenire, a partecipare a questo programma? Qualche suggerimento? Ma io non penso di convincere nessuno, perché chi ha conosciuto Pacai sicuramente si sente in dovere morale di partecipare a questo programma di commemorazione. È il secondo che facciamo, il primo l'abbiamo fatto a un anno dalla scomparsa e questo ha, diciamo così, una veste un po' più
più completa, in quanto viene fatta su 2 giornate, c'è la partecipazione gratuita, e qui dobbiamo ringraziare tutti quelli che il signor Morocuti ha invitato e che hanno detto sì al primo momento di partecipare a questa manifestazione. Per cui penso che non sia il caso di convincere nessuno, perché sicuramente tante persone vedremo quel giorno. Basta il nome, arriveranno. Sì. Sereno, so che non volevi la presentazione del circolo, ma io l'ho fatta appositamente per renderti merito del tuo impegno, per rendere merito a quelli che lavorano con te nel circolo culturale. Però dammi un piccolo panorama delle tue attività. Quanti siete? Che cosa state facendo? Che difficoltà avete? Non mi dire che è tutto facile, perché non credo che a Cleulis sia una... È tutto difficile, Ah, non è ecco. tutto facile. Beh, l'impegno, diciamo, è il consiglio è sempre quei 12-15, come penso sia il consiglio di tutte le associazioni. E dietro al consiglio possiamo vantare una 50ina di persone, se le chiamiamo. Bisogna stare dietro, chiamare, e rispondono tutti. Cioè, come sempre in Carnia, bisogna Chiamare, chiamare. sì. Poi Però, la gente risponde, sì, però. sì. Risponde. Mi accennavi che in qualsiasi festa hai una partecipazione praticamente corale del paese di Cleulis. Sì, dai bambini agli anziani però. Beh, questo è un buon segno, direi, di vitalità, proprio come dicevo prima, per il paese di Cleulis. Sì. È invidiabile. Ma è vivo almeno, sì. È vivo, questo sì. Benissimo, io fermerei un attimo qui la trasmissione e pregherei la regia di cominciare a rendere merito a Pacai con l'ascolto di alcune battute musicali. Abbiamo assistito a una registrazione di Amato Matic, fatta, se non vado errato, nel cinema Daniel di Paluzza.
Nel programma che andrà in onda sabato e domenica, che è previsto per sabato e domenica a Cleulis, è prevista anche la presentazione di un libro di Celestino Vezzi, Un Nom e la sua armoniche. Un libro che è curato, che è stato edito poi dal Circolo Culturale Ricreativo di Cleulis. Questa sera speravo di avere presente l'autore Celestino Vezzi, purtroppo altri impegni lo tengono lontano. Mi riserverò sabato sera, subito dopo la presentazione ufficiale, di fare un'intervista, di parlare con lui su questa sua fatica. Ora andrei avanti con le testimonianze dirette su questo personaggio e vorrei parlare un momento con Paolo Morocutti, chitarrista del trio Pacai, chitarrista di questo complesso che ha un po' girato un po' tutto il mondo e di cui Morocutti è stato poi compagno di tante imprese e avventure con Amato Matiz. E a lui vorrei andare un po' così, a sfrugugliare un po' i suoi ricordi, a portare in luce la figura, l'uomo che è stato Amato Matiz. E vorrei chiedergli a Paolo come è nata la storia con Pacai, come è stato il suo rapporto professionale, musicale con Pacai. Beh, è nato un po' per caso, come tante volte ho avuto modo di dire. Entrando, anche questo è stato un caso, nell'osteria proprio di Pacai una domenica, trovando gli amici Genesi e Pacai che già conoscevo, mi hanno invitato a Capodistria, andiamo là a fare 4 sonate. Naturalmente non sapevamo cosa andavamo a fare. All'inizio ho fatto anche delle difficoltà perché avevo degli impegni di lavoro, però poi abbiamo combinato tutto con passaporti eccetera. Infatti siamo andati per Tarvisio e siamo arrivati proprio allo studio di Capodistria verso mezzogiorno, che dovevamo essere là verso le 9 del mattino invece. Là ci trovavamo un colpo a dover entrare in sala di incisione e dover incidere dei motivi che non avevamo assolutamente preparati. E subito dopo ci siamo chiesti anche i titoli, il nome del complesso che non esisteva, non c'era. Però non ci è voluto tanto per inventare il complesso, in 5 minuti è stato inventato tutto, no? E difatti nell'archivio è uscito il trio Pacai con la K, questo è il motivo che è uscito Pacai con la K negli studi di Capodistria. Senti, ti fermo un momento, Pacai sì. Perché? Come nome? Sì. Beh, era Pacai il capostipite, diciamo, del gruppo, e allora il trio Pacai andava subito bene, non c'era bisogno di inventare niente, era già tutto pronto, tutto fatto, quindi non ci è voluto tanto. E dopo di quella volta ho cominciato per scherzo e le registrazioni sono venute bene e difatti abbiamo dato seguito a un 45 giri che abbiamo subito messo nei jukebox e quella volta è stato un po' un boom, non solo in Carnia ma anche in Friuli, perché era la prima volta che la musica popolare friulana entrava nei jukebox in concorrenza con la musica leggera di allora, che ce n'era anche bella musica, diciamo, quei tempi. Parlo del 1972. E dopo quella volta, man mano, si è andato avanti progredendo, registrando altri 2 dischi, sempre a Capodistria, nel 73. Poi nel 76 è venuto il terremoto e proprio alle vigilie del terremoto siamo usciti con dei 33 giri, dei primi 33 che abbiamo fatto, dove avevamo raccolto tutti i precedenti motivi più altri che abbiamo messi dentro. E abbiamo incontrato anche un momento favorevole del terremoto che ci ha dato un'altra spinta maggiore per andare avanti, perché la gente quella volta dimenticava un po' le cose, per dimenticare anche i momenti tristi del terremoto si era
girata indietro guardando un po' quelle che erano le radici, quelle che erano le... Certo, certo, diventava un status symbol ormai. Sì, infatti è stata un po' una riscoperta anche del folklore friulano in quel periodo lì. E questo ci ha dato un'ulteriore spinta per andare avanti. Dopodiché abbiamo fatto altre registrazioni e abbiamo continuato. E nel frattempo, sempre con qualche serata, diverse serate, specialmente all'estero, abbiamo corso in lungo e in largo l'Europa e un po' anche l'America del Nord. Sì, in questo siamo stati anche fortunati perché abbiamo trovato persone che ci hanno sempre accolto con grande entusiasmo e ci ha dato sempre quello stimolo e forze di andare avanti anche pur dovendo conciliare col lavoro, che non è cosa semplice. Paolo, come ricordi Matiz? Così sia come uomo che come musicista, nei momenti così, sicuramente ci sono stati momenti di tensione, momenti duri, nervosi, eccetera. Come si comportava? Non sempre nervosi, perché partivamo sempre ridendo, si tornava sempre allegri, normalmente. Cioè, era un uomo molto, molto allegro che dava un senso, vedeva il positivo della vita, diciamo, e forse nascondeva anche i lati negativi di certi momenti anche che si trovano a passare nella vita. E certamente ci sono stati anche momenti di tensione. Mi ricordo una serata proprio a Focolare di Toronto, di fronte a 1 migliaio di persone, che eravamo gli ultimi a esibirsi, non volava una mosca in questa sala, no? E lì eravamo veramente emozionati, era difficile introdurre la serata. Infatti Pacai l'avevamo molto teso. Però 4 note abbiamo subito sbloccato la faccenda e siamo andati via, come al solito. E di lì è stata una liberazione, ecco sì, dopo questo momento, questo impatto. Altri momenti che posso dire Pacai tristi, purtroppo nell'83, quando ha provato a riprendere la fisarmonica dopo la malattia, la sventura che l'ha colpito. Questo è stato un po' più difficile perché cercava di misurarsi, di riproporsi, di riprendere quella tecnica che purtroppo le mani non si muovevano più e era difficile riprendere i movimenti. E qui abbiamo condiviso con lui un po' certi momenti tristi. Comunque io penso che Pacai fino all'ultimo abbia, sì, malgrado gli sforzi, però abbia, diciamo, anche, non so come dire, mantenuto una propria coerenza, mantenuto sì, la sua figura, essere se stesso. Senz'altro, perlomeno lui cercava di ritrovare se stesso in quella fisarmonica che gli è venuto a mancare, no? E vedendo che poteva pian piano arrancare con le mani sulla tastiera, penso che sia stato uno stimolo anche a vivere questi ultimi giorni serenamente. Senti, so che per te sì, ricordare così è molto emozionante, ti coinvolge in modo particolare, però per chi ci sta seguendo da casa io vorrei chiederti così, anche in un modo un po' forse non troppo corretto, ma vorrei chiederti un ricordo particolare che ti rimarrà sempre impresso di questo grande uomo, di questo Angelo Matiz, un qualche cosa che te lo farà ricordare sempre come protagonista, ma anche soprattutto come amico. Ma non voleva mettersi come protagonista, anzi cercava quasi di nascondersi, diciamo, come figura, perché era una persona molto riservata anche da un certo punto di vista, così. Invece lo vedevo molto disponibile con i giovani, con gli anziani e con tutta la gente. E questo è quello che è stato un po' un maestro di vita per noi, quel sapere adattarsi, stare insieme, quello è molto, molto importante.
quel sapere fare, come sì, diceva Domenico prima, non solo coagulare la gente, non solo quei unirla. momenti che poteva far alzare la gente con la fisarmonica dalla sedia, ma proprio il modo di comportarsi così con la gente, che quel saper fare, quel saper stare assieme, quel capire la gente e anche specialmente il lato negativo, farlo diventare positivo. Questo per me è stato un insegnamento profondo. Grazie Paolo. Adesso io vorrei chiedere alla regia di mandare in onda un po' per stemperare questa tensione che ognuno ha dentro di sé parlando di questo uomo, per stemperare un momento mandare in onda ancora uno stacco musicale di Pacai. Beh, dopo questa esibizione, questo ricordo, una testimonianza di chi ha vissuto in modo così vicinissimo con un artista, con un uomo così importante, ma anche, se mi permettete, un uomo difficile, dato il tipo di vita, dati gli impegni che si era scelto e date le richieste che lo coinvolgevano. E vorrei parlare con la signora Matiz, con la signora Josette. E a lei vorrei chiedere, tanto scusa perché so che anche a distanza di anni il dolore sì, non può passare così facilmente, è sempre vivo. Ma vorrei tanto invitarla a parlarci di Amato,
così per scoprire un po' i lati più nascosti, i lati di questa personalità. Ecco, vorrei chiederle così, confidenzialmente, cosa diceva quando finiva gli spettacoli più impegnativi, quando rientrava dai viaggi che lo portavano in giro per i Fogolars e quindi dall'America o da dove rientrava, che cosa le raccontava, che cosa le diceva? E cosa vuole? Diceva che, visto che non ci hanno dirottato l'aereo, che siamo ritornati anche questa volta, e lui aveva sempre le sue battute. Con una semplicità, Con una semplicità sminuiva tutto. tutti gli impegni, pur se grandi, pur... Certo. E poi aveva un carattere d'oro, che non si arrabbiava mai, mai mai. Poi anche un dono che aveva, che lui sapeva stare con sapeva tutti. stare con tutti, dal più grande signore al più povero, per lui erano tutti uguali, non aveva nessuna differenza, che per lui erano tutti uguali. E questo a me piaceva perché sapeva stare con tutti, con bambini, con vecchi, con tutti. Senta, Pacai era stimato, era ammirato da tutti, ma a casa come era? Bravissimo. Cioè come conciliava stare a casa con sempre questi pensieri, questi impegni che lo portavano in giro per il mondo? Perché anche lui era un uomo e quindi la tensione, la preoccupazione sicuramente incideva. Ma a casa come stava? Lavorava, faceva qualcosa? Sì, lavorava, era ingegnoso, faceva di tutto. Il prima cosa, quando veniva giù la mattina, mi diceva... Faceva l'orto? No, l'orto no. No. No, ma tutto il Il resto... campo di patate? Tutto il resto sì. Sì. Quando veniva giù la mattina, che si alzava, mi diceva: hai qualcosa di rotto nell'ambiente? Devo aggiustarti, è così, è colà, si preoccupava di queste cose. Comunque era di una semplicità. Quante ore lavorava poi sulla fisarmonica? Tante, tantissime. 2 o 3 ore. E dopo veniva giù e diceva: ho suonato bene? Hai sentito se ho suonato bene? Così, tutte queste cose. Senta, so che a parlare di queste cose si entra un po' nel personale, in quella che viene definita la privacy. Pertanto può anche non rispondere perché insomma certi ricordi sono belli perché sono propri e sono personali senza essere condivisi dagli altri. Ma Pacai è un po' un patrimonio di tutti quanti noi. E allora io vorrei chiederle quali aspetti più piacevoli di Pacai e, se c'erano, quali aspetti più negativi di Pacai. Ma lui non... era tutto di piacevole, perché non è che era un uomo che... non so come spiegarmi... Era molto bravo, aveva tutte le doti immaginarie lui. Quindi sapeva proporsi, sapeva stare molto con gli altri, come diceva prima, Con tutti. sapeva stare con tutti Con senza tutti. fare nessuna differenza. Nessuna differenza, esatto. E poi anche non si arrabbiava mai. 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 Era sempre Era calmo, di carattere pacifico. Sempre allegro, sempre allegro. Sempre allegro come la sua fisarmonica. Come la sua fisarmonica, come la faceva correre con Uguale. quelle mani su quei tasti, come diceva Paolo prima. Senta, vorrei chiederle ancora una cosa. Secondo lei, che l'ha conosciuto meglio di tutti, un messaggio che lui avrebbe voluto lasciare sicuramente
a tutti noi, alle nuove generazioni? Non so spiegarmi adesso. Con la sua semplicità, con la sua bontà, lo facciamo dire a Domenico. Sentiamo Domenico cosa ne dice. Ma io posso dire, mi viene in mente adesso un aneddoto, se possiamo chiamarlo così, che mi racconta sempre mia mamma ed è questo. Un giorno Pacai arrivò a Cleulis in piazza, Cleulis Alto, aveva una macchina grande e mia mamma a prima vista non l'ha conosciuto. Questo signore abbassa il finestrino, si avvicina a mia madre e gli chiede: per piacere, lasciai il vigile di Cleulis? E mia madre, tutta meticolosa, agitata, no? ha detto: calzinti scior, al vaso pariva da Glesia e subito dopo il tor sta il vigile di Cleulis. A quel momento Pacai si è messo a ridere. E allora mia madre l'ha conosciuto finalmente e si sono messi a ridere tutti e due. Ecco, questo è Pacai, insomma. Cioè, dal niente faceva restare allegri, ecco, con qualche battuta e col suo modo di fare. Ecco, Quindi secondo te, Domenico, un messaggio da lanciare, un messaggio che lui sicuramente avrebbe dato è quello della semplicità, quella ricetta che dicevamo prima, certo, quella certo. semplicità, quel modo di stare assieme, quel modo di aggregazione per affrontare, superare e vivere tutti i problemi che oggigiorno la montagna impone in tutti i suoi aspetti, dal commercio all'industria, all'artigianato, a tutto quanto. Sì, sì, sicuramente. È chiaro, qualcuno dirà, che ci ascolta, che sentendo musica non si mangia, questo è altrettanto vero, però ripeto, si riesce a superare questi problemi che sono gravi sicuramente, ma con l'aiuto di tutto, con stare assieme, con l'aggregazione, con la partecipazione, diciamo così, col parlare l'uno con l'altro, Col sicuramente confrontarsi diventa un po' più semplice, ecco, il vivere la vita di noi montanari. Forse con questo sistema riusciremo anche a superare un po' quella litigiosità che in Carnia è abbastanza viva, è abbastanza reale. Sotto certi punti di vista può essere anche un vantaggio, può essere anche una qualità, però tante altre volte porta anche delle perdite, porta anche a perdere qualche cosa. Sicuramente, però io praticamente vivo ogni giorno a Tolmezzo, che è il cuore, diciamo, della Carnia, però sto notando che si va in controtendenza, non c'è più questo dualismo, questo voler fare di più degli altri, eccetera. Quindi ognuno deve avere la sua posizione, deve giocare il suo ruolo, chi nella cultura, chi nello sport e quant'altro, e solo così, secondo me, si può riuscire a superare questi momenti così di crisi, ecco, che sono secondo me passeggeri e che sicuramente andranno verso la positività. Sereno, l'avresti voluto nel tuo circolo culturale? Senz'altro. Comunque Pacai era con tutti prima e sicuramente poteva venire nel circolo tranquillamente. Tu non sei anziano, però sicuramente l'hai sentito, sicuramente in osteria lì al bar da Pacai sei andato a sentirlo. Cosa ricordi? E quando si andava a vedere come preparava le automobili, come metteva a posto il motorino, delle cose. Con quell'ingegnosità che diceva prima la signora Iosetta. Qualcosa metteva a posto, portava il motorino, metteva a posto tutto. Sì, Accontentava tutti. Dovete pensare che fuori di una Volkswagen, di un Maggiolone, è riuscito a fare uno spazzaneve, no, signora? Sì, beh, questo lo Ecco, ricordo, sì, lo ricordo anch'io, Quindi questa qui. Le capacità di mestiere non mancavano. Ma forse facciamo una battuta che non è contro l'amministrazione, mica l'ha fatto perché l'amministrazione non aveva messo il solito spazzaneve a Cleulis.
Ma questo non lo sa, non lo so, può anche essere. Può Comunque. anche essere, Può ci ha anche essere. anticipato il discorso. Paolo, Sì. un'ultima battuta su Pacai. Ma vengono in mente troppe cose, è difficile. Anche Dai, comincia a dirne distinzione. qualcuno. Mi prende un po' così. L'ultima volta che venivamo giù da Resia, a un certo momento il furgone non va più, si ferma il furgone, dice non va avanti. Non va avanti il furgone, Pacai sa che parlavamo giusto adesso di questo che era meccanico prima di tutto, no? A un certo momento apre il cofano, mette le mani nel cofano e viene fuori con un salame, fa 3 pezzi, adesso la macchina parte, dice no, adesso va. Abbiamo mangiato salami, poi siamo partiti. Una delle tante cose Aveva che bisogno di... Faccio per dire come era così imprevedibile nelle battute, era così molto, molto immediato anche nelle cose, che ci lasciava qualche volta che perplessi perché era così proprio istintivo, diciamo, nelle sue poi tanti ricordi. Addirittura una volta lui e Genesio hanno avuto il coraggio di passare in rassegna il picchetto degli alpini a Boves, che aspettavano l'uscita del sindaco dal municipio, e loro sono passati in rassegna il picchetto battendo sulle spalle dei militari, che erano solo attenti naturalmente, facendo i complimenti a questi militari che non potevano muoversi. Sono cose che dell'altro mondo. Ecco. Sì, fatte con una semplicità e una genuinità senza voler mai senza strappare. cattiveria, però fatti così proprio come ragazzi, ecco, diciamo. D'altronde aveva in Genesio un buon amico e una buona spalla per far questo e quindi si sostenevano uno con l'altro, diciamo. Benissimo, io ringrazio tutti gli ospiti che sono stati con me in studio questa sera, ringrazio loro, ma li ringrazio soprattutto per l'occasione che mi è stata data questa sera a me di parlare di Pacai. Io lo ricordo quando ero giovane, qualche anno fa, quando da fidanzato frequentavo quel bar per ascoltare un po' di musica, per ballare così come fanno tutti i giovani. Ed è un ricordo per me forte questo, di parlare di una persona così grande, così nota, e così come è stata definita, molto umile, molto modesta, ma molto brava, molto intelligente e molto impegnata per sé, per la famiglia e per il suo paese. Ecco, io ringrazio tutti di questo e lascio chiudere il discorso su Pacai a chi compete, a Paolo che ha vissuto con lui nel complesso e lo ha accompagnato in giro per tutto il mondo. Grazie. No, una sola parola, perché mi sono reso conto soltanto in questo frangente, in questi momenti, che ho invitato tanti amici a partecipare a queste testimonianze di affetto, che veramente Pacai ha lasciato qualcosa anche fuori, non solo dai confini della Carnia, ma anche in Friuli, presso i giovani, presso tanti suonatori, presso ragazzi amanti della musica e del folklore. Cioè ha lasciato veramente con grande simpatia e penso un momento, non so come definirlo adesso, non saprei come dire. Mi sono reso conto che veramente questi ragazzi hanno risposto con tanto calore, quindi vuol dire che ha lasciato Che ha lasciato una testimonianza valida, giusta, esatto. E quindi Ecco, credibile, e quindi la gente... Vengo a fare un ringraziamento a tutti quelli che hanno accettato così ben volentieri questo nostro invito, e le nostre testimonianze di affetto verso questa persona.
Io ringrazio Paolo e vorrei anche sottolineare il discorso che lui ha fatto, perché credetemi, parlare così un po' a braccio e anche un po' di una persona così e di tutto quello che ha fatto è anche un po' difficile e anche un po', io direi anche un po' impossibile, al di là dell'emozione che prende la gola. E allora ancora una volta io chiedo all'amico Tite di mandare in onda ancora un pezzo che chiuderà la nostra trasmissione e chiuderà questa nostra commemorazione, questo nostro voler ricordare Amato Matiz. In Sistini. E sono 2 anni che ho imparato a magistrare e come mi ha svegliato. E fai la brutta figura, no? E hai appena 10 imparate. 2 mesi. E lei sono una settimana che studi per finire la terza. Comunque, Certo che ti ha suonato. Ecco, con questa esibizione, con questo brano musicale, chiude un po' anche questo nostro ricordo di Amato Matiz, di Pacai. Chiude questa sera, ma non può chiudere nella nostra mente, nella nostra memoria, il ricordo di un uomo così come vi è stato presentato. Però a voi tutti io vi voglio ricordare
l'appuntamento di sabato e di domenica. Vi voglio ricordare, perché ognuno di voi che mi state seguendo da casa partecipi, sia testimone, renda merito con la sua presenza al lavoro di un carnico, all'impegno di un carnico, all'impegno suo e all'impegno degli amici che ho qui in studio questa sera e che vi hanno voluto parlare di lui. Sabato e domenica a Cleulis. È un appuntamento assolutamente da non mancare, da vivere ancora assieme ad amato Matiz Pakai. A voi tutti anche un saluto e ringraziamento per avermi seguito. Vi do appuntamento per la prossima settimana, sempre qui in file, e sempre con l'augurio di trovarvi in serenità e in salute. Mandi. Il trio Pakai ha portato allegria. È la festa della vita friulana a casa e per il mondo. 3 suonatori carnici nati tra le rocce di Tamonne e la Mondovana, del canale di San Pietro. Hanno girato per la piccola patria da Ligosullo a Lignano, con fisarmonica e contrabbasso, dimostrando che la Carnia ed il Friuli intero sanno ancora ridere, buttandola in staiera, vincendo il dolore dei secoli e non fermandosi solo a piangere. Anche la povertà ha una sua dignità. È questo il Friuli che suona e canta e ci aiuta a vivere. Si suona e si canta non per addormentare o dimenticare, ma per svegliarsi e pensare, ed avere una certa serenità di fronte al destino, brutto o bello che sia. Il trio Pakai e Stefano sono riusciti in questo intento e noi ci ricordiamo sempre di loro con piena gratitudine. Il trio Pakai nasce musicalmente agli inizi degli anni 70, con Amato Matiz, suonatore di fisarmonica, Genesio Puntel, suonatore di contrabbasso, e Paolo Morocutti, suonatore di chitarra. La loro prima audizione avviene a Capodistria, poi continuano nelle feste e sagre paesane di tutto il Friuli. Alla metà degli anni 70 il trio diventa un quartetto, con l'inserimento di un bravo cantante, Stefano Paletti di Prato di Resia. Il gruppo incide parecchi brani musicali e porta la sua allegra musica in tutti i fogolar del mondo.
Ha preso parte, agli inizi degli anni '80, ad un film in friulano, Maria Zeff, prodotto dalla RAI. Nella zona dell'Alto But, ove il complesso si è formato, è diffusa la lavorazione del marmo e del legno, quale continuazione di un'antica tradizione che ha sempre contraddistinto quelle genti carniche. Ed ora lasciamo alla musica immortale del grande Pacai il commento fondamentale delle immagini dedicate all'operato di un artista della nostra terra. C'è buino lago fresco di Ludario, oh c'è buino lago fresco di Ludario, oh c'è buino lago fresco di Ludario, oh c'è buino lago fresco di Ludario e regolare. Volinchioli un buraccio par portalo, volinchioli un buraccio par portalo, volinchioli un buraccio par portalo, volinchioli un buraccio par portalo a Cividad. Cividad no è novilo ma uno ponto, Cividad no è novilo ma uno ponto, Cividad no è novilo ma uno ponto, Cividad no è novilo ma uno ponto di città. Di uno bando al trail Sarioli di Cheato, di uno bando al trail Sarioli di Cheato, di uno bando al trail Sarioli di Cheato, di uno bando al trail.
cugine nere nere, tutti attorno al fogolar. E penna per la guerra, con la voce di un chiampaiar. Tutti attenti, squiet si ascolta, nestra nonne che filant. E non sconta che una volta c'è di dulane quant. Era un re che vecchio gris, con la barbellun di un braccio, al clamato un gli si fis e udisce sentit fruttar.